Ben ritrovati con AgriNews, il TG dell'agricoltura. In apertura la crisi che stanno vivendo molti allevamenti a causa della guerra e naturalmente della crisi energetica che porta ad una riflessione del settore. Mangimi sempre più cari e difficili da reperire causa guerra, con l'aumento dei costi dell'energia, stanno mettendo in difficoltà gli allevamenti di bovini, costringendo gli allevatori a ridurre il numero dei capi. Quello che noi come Intermizoo stiamo consigliando di fare ai nostri clienti è semplicemente di preoccuparsi di efficientare al massimo l'attività della propria azienda. Significa accelerare i processi normali di riforma delle vacche da latte, quindi anticipare un attimo l'uscita dall'azienda di animali comunque destinati ad uscire nel tempo. Questa scelta porta due benefici sostanzialmente, un beneficio immediato che vuol dire ridurre il numero di bocche che mangiano e quindi di acquisti di mangimi. Il secondo effetto positivo è far incamerare una buona quota di liquidità immediatamente all'azienda. E poi c'è la risalita del prezzo del latte, molto richiesto anche dall'export. Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la terra e promuoverne la salvaguardia. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della terra, è divenuta un appuntamento educativo e informativo per valutare le problematiche del pianeta, dall'inquinamento alle specie di piante e animali che scompaiono alle risorse rinnovabili. Altro prodotto da difendere e valorizzare per avere un buon pane è naturalmente il frumento. Scopriamo come nel prossimo servizio. I modelli previsionali basati sull'andamento agronomico, quello climatico e le caratteristiche della varietà del frumento e la difesa integrata sono gli strumenti per salvaguardare le colture dalle malattie fungine e garantire una buona qualità della produzione. Utilizzando i modelli previsionali e facendo i monitoraggi. Modelli previsionali per sapere se è necessario fare un trattamento fungicida o non è necessario, e il monitoraggio per capire la densità di infestanti e individuare quindi appezzamento per appezzamento dove è necessario fare un intervento di controllo delle malerbe. Tale intervento non necessariamente, se è necessario, deve essere chimico. Noi per esempio in molti casi facciamo la strigliatura, un intervento meccanico veloce che fatto nel momento giusto può ridurre apprezzabilmente la densità di infestanti e consentire una buona produzione senza utilizzare diserbanti chimici di sintesi. Per lo spazio PSR, programma di sviluppo rurale, oggi vi parliamo della tutela degli habitat e delle biodiversità in agricoltura, un bando da 3 milioni di euro. Il bando va a sostenere gli agricoltori nella gestione sostenibile di prati e zone umide per la conversione a prato delle superfici seminative. Il periodo di impegno è a 3 anni, dalla data di presentazione della domanda di aiuto, e si conclude il 31 dicembre del terzo anno. La scadenza delle domande è fissata per il 16 maggio 2022. Chiudiamo in dolcezza con la ricetta proposta dallo chef Alessandro Mazzone. Per comporre questo piatto abbiamo preparato precedentemente una pasta frolla, in questo caso abbiamo fatto un bel cestino. Andiamo a riempire con una crema che abbiamo fatto frullando le fragole, poi passandolo al passino. Mettiamo insieme a coprire il bordo della crostatina la crema pasticcera al limone e vaniglia. Sopra andremo a guarnire con le fragole fresche. Vi ricordo sempre che queste fragole sono le fragole del nostro veronese. Finiamo con una sfoglia di cioccolato. Terminiamo la composizione con della meringa. Abbiamo utilizzato l'albume delle uova della gallina padovana, il gelato e della menta. A questo piatto andremo ad abbinare come sempre un grande vino, e in questo caso ritorniamo nei Colli Ugani, per cui a casa nostra, fiori d'arancio da moscato giallo, vino straordinario. Cin. Grazie a tutti per l'attenzione, appuntamento alla prossima puntata di AgriNews.